Benvenuti, cari tifosi del Napoli. Lascia un like al nostro video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del nostro amato club. Grazie. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato a Sky Sport il KO di Bologna e il nervosismo della sua squadra dopo il gol decisivo di Orsolini. C'era del nervosismo per l'ultima rimessa, che è stata battuta 12 a 13 metri avanti. Questo è un dato oggettivo. Poi dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale. Siamo andati a saltare in due, non si fa mai e ci si va in uno. È stata una partita impossibile. L'arbitro ha cercato di arbitrare nel miglior modo possibile e secondo me l'ha fatto. Poi una rimessa che esce davanti ai miei piedi viene battuta davanti all'area tecnica del Bologna. Però non deve essere un alibi. Dovevamo essere più gravi. C'è delusione. Abbiamo tirato fuori tanta energia. Dispiace perdere in questo modo. Per chiarire, il riferimento è alla rimessa precedente a quella del gol. Sì, 13 metri avanti non può essere convalidata. È per quello che i ragazzi erano nervosi. Poi dovevamo essere più bravi. Quella palla non doveva arrivare a Orsolini. Cosa dirà ai ragazzi dopo questo KO con un Bologna molto preparato? Il Bologna era molto preparato, ma anche noi lo eravamo. Abbiamo ribattuto colpo su colpo. Perdere così fa male, ma ci rialzeremo. Il campionato non finisce a Bologna, dobbiamo stare sereni, bisogna accettare anche di prendere un gol così. Ha già parlato con la squadra? Bisogna accettarla, in questo momento non la accettavano. Ho cercato di fargli vedere come abbiamo preso il gol, bisognava difendere bene, ma hanno visto la rimessa battuta 12 metri avanti e non va bene. Però sono grandi professionisti, grandi uomini, e capiranno che bisogna reagire, che bisognava difendere meglio. Come stanno gli infortunati? Thuram, Zielinski e Dumfries speriamo di riaverli al più presto, anche perché domenica avevamo 2 diffidati e sono stati colpiti subito. Bastoni e Mkhitaryan non ci saranno con la Roma e probabilmente giocheranno mercoledì, per gli altri cercheremo di accelerare. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal Napoli. Grazie. Continuare. Tanta delusione per l'Inter, sconfitta a Bologna. Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, intervistato da Sky Sport, analizza il KO maturato al Dallara. Le sconfitte sono sempre difficili da digerire, le partite sono tante, ma questa non è una scusante. Una squadra come la nostra che prende un gol del genere all'ultimo minuto, 7 contro 3 in area, non sia normale. Bisogna ragionare su questo, bisogna fare meglio, perché il calcio non perdona. In questi anni hai già perso a Bologna. Cosa deve fare nella corsa scudetto a Bologna? Migliorare si può fare sempre, non bisogna mai sentirsi arrivati. Sicuramente fa male, perché penso sia stata una partita in equilibrio. Il Bologna ha fatto un forcing finale, ma penso che il pareggio fosse il risultato più giusto. Dispiace perché stiamo lottando su tutti i fronti, stiamo dando il massimo e sono battute d'arresto che fanno male. Allo stesso tempo non ci fermiamo, sarà una lotta dura con il Napoli e non ci fermiamo certo qua. A centrocampo come stat? Sicuramente stanchi, anche l'assenza di Zielinski nelle rotazioni ha influito. Però il centrocampo non è solo Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, anche Frattesi e Aslani hanno sempre aiutato. La stanchezza non ci fermerà, abbiamo voglia di vincere e una mentalità costruita negli anni. Avete poco tempo per digerirla. Abbiamo una notte. Già da domani bisogna preparare una partita che non è mai semplice, che porta via tante energie nervose. Stanotte soffriremo, ci leccheremo le ferite e riprenderemo energie. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Pensi che il Napoli lotterà per lo scudetto? O no? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!